Pronti? 1, 2, 3. È buono il segnale e dall'esterno cerca di avvantaggiarsi Formula 1 che però subisce il rientro di Fanny Top, passa però Formula 1, intanto un paio di rotture fra Numero 2, Flame Flam AD squalificato. che era al debutto e squalificato, e intanto è passato Formula 1 GSO e guida nei confronti di Fanny Top. In terza posizione invece si ritrova il numero 9 Flora davanti a Fox Numero Matley. 3, Figaro del Circeo squalificato. Tanto l'errore anche di Figaro del Circeo, primi 600 metri che se ne vanno nell'ordine del 47-1, in vantaggio Formula 1 GSO, Fanny Top in scia, poi Flora, più indietro gli altri cappeggiati da Fox Matley, e intanto cavalli che stanno per completare il primo mezzo miglio di gara con situazione tattica invariata. All'esterno c'è il tentativo di Fandango, sì. Intanto 1-2-6 per gli 800 con 31,5 questo quarto di gara. Si mantiene in vantaggio Formula 1 GSO che percorre il chilometro iniziale in 1:18,5. Ora davanti alle tribune per il secondo passaggio si trascina sempre Fanny Top, mentre all'esterno c'è Flora che ha anticipato la progressione di Fandango e lungo la corda guadagna una posizione Fox Matley. 800 alla conclusione, si imbocca la penultima piegata con situazione tattica invariata, Formula 1 in vantaggio, Fanny Top in seconda posizione, in terza c'è Fox Matley, all'esterno invece si impegna sempre Flora, intanto cavalli a meno di 600 dalla conclusione con Formula 1 GSO in vantaggio. Nella sua scia rimane Fanny Top, paletto dei 400 metri conclusivi, il parziale ora in 15,2, mentre cerca di farsi luce dalle retrovie anche Fanny Guy TC che viene in terza ruota ma è ancora lontano. Lungo la corda invece Fernandel Mica ha guadagnato una posizione dopo che ha spostato Fox Matley, retta d'arrivo con Formula 1 GSO in vantaggio. Formula 1 è però un po' in difficoltà nelle fasi finali e così è il numero 4 Fanny Top che passa per vincere su Fernandel Mica, terzo posto per Formula 1 GSO. Arrivo dunque a sorpresa con il successo di... Andiamo a rivedere le battute finali, vedete la difficoltà Formula 1 GSO che sembrava padrone della situazione all'ingresso in addirittura d'arrivo, invece viene sorpreso dallo scatto di Fanny Top che viene a vincere a quota davvero molto generosa con in sediolo Emilio Avallone per conto di Francesco Esposito della scuderia Tammaro.